Amici bellini, si sente tutto a posto? Penso, credo, dobbiamo ancora fare le sigle, ma sono giorni lunghi e duri, però voi mi state dietro e mi date una mano e tutto a posto. Allora, eccoci qua Andrea, ci siamo. E vediamo questa partita, vediamo come va, perché questa è l'ultima che possiamo fare prima poi di tuffarci nel campionato. Le cose che ci servono le sappiamo, le cose che possiamo fare e che non possiamo fare le sappiamo, tranne qualcuno che continua a dire mo viene quello, poi viene quella, devono uscire Luke, Lang e un altro, poi vediamo. Forza Napoli, Ulderico, un abbraccio e andiamo subito, senza indugio, a guardare. Io volevo pure capire se era una questione poi di la presentazione che dovevano fare. Ci sono fumogeni incredibili. Ci hanno presentato, immagino, va bene così. Un abbraccio Angela Torre, un saluto a tutti quelli che sono collegati. Mi raccomando, lasciate il like e consigliate a chi si collegherà qui improvvisamente che non sono della community di lasciare il like e spiegate che io la racconto, eccetera eccetera, la solita cosa. Molto bene, buonasera a tutti. Buongiorno a tutti. Pecientan, vai. Allora, la formazione, raccontiamola. Meret, quindi questo potrebbe essere uno dei dubbi che possiamo sciogliere. Comincia Meret. Io immagino che questa formazione può essere molto simile a quella che scenderà in campo col Genoa. Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola. Quindi ti tieni in teoria Olivera pronto per fare o il vice Spinazzola o il vice Rafa Marin al momento. A centrocampo la novità, con Anghissà e McTominay abbiamo Gilmour all'inizio. E mi facevano riflettere probabilmente anche perché gli abbiamo detto non mettere Gilmour e De Bruyne insieme che hanno pochi minuti nelle gambe, magari un po' di minuti Gilmour insieme agli altri due che stanno prendendo minutaggio e poi magari Lobotka, quindi capiremo. In attacco Politano, Højlund e Alisson. Alisson Santos. Va bene così. Va bene così. Quindi se non si blocca tutto, noi ne parliamo, altrimenti io rispondo alle vostre domande. Abbiamo capito che si deve fare così, perché poi non c'è modo. Diego Romeo, un abbraccio, buonasera amico, non riesco a leggere questo font, penso sia arabico. Amore, do you read Arabic? Like, can you... No, ok, she cannot, so quindi non... vabbè. Non saprei, ma probabilmente sì. Cose, siamo i partenopei, canale, cioè cose... Beh. Di Lorenzo, quindi Napoli in maglia rossa, Di Lorenzo con gli arbitri col pallone. Si diceva di 7000 spettatori al Teofilo Patini. Ah, sta il fratello di Tele Bashiro. Non voglio sapere niente, va bene così. Bravo Peppino, perché poi c'è anche PS contemporaneamente, c'è PSG Aston Villa, l'Aston Villa che ha comprato Ruggeri. Dai, io poi dovrei fare delle battute che sennò mi bannano completamente e non lo posso fare, fate conto che l'abbia fatto. Sì, un occhio, se date un occhio potrebbe anche essere sfizioso vedere se arriva un altro trofeo in quella zona, ma insomma, giusto lo sfizio per vedere la formazione iniziale, perché PSG ha fatto tutto il precampionato con i 17enni, sembrava la primavera. Vedo la formazione: Sofanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, quindi siamo lì, Emery, Vitigna, Neves, Akliouché, Doué e Kvaratskhelia, quindi c'è Doué, falso 9. E poi in panchina Chevalier, Beraldo, Lucas Hernandez, Digné, Fabian Ruiz, Maiulu, Mbaye, Barcolà
forse in orbita Liverpool, Dembélé, quindi gli serve Mika Götze. Gli serve Mika Götze assolutamente, e poi l'Ajax con Lang alla grande. Esatto, amico Berino, proprio questo, abbiamo fatto un po' di cose. Speriamo che sia tutto bene, perché vedo lentezza, osservo lentezza. Leviamo il cellulare da mezzo, troppa roba collegata, purtroppo è così, ma ce la faremo. Ah, se ce la faremo. 3.4, magari è già partito, però siamo un po' in ritardo, però tutto a posto. Grande entusiasmo. Fischia adesso a me l'arbitro, quindi se potete mettervi in pari. Palla lunga di Lorenzo, mamma mia. Niente, il colpo di testa all'indietro verso Meret, tutto a posto, non c'è problema. Siamo già tipo 2 minuti indietro, ma va benissimo. Meret, lo stesso passaggio che ha fatto per De Bruyne, quindi colpa di Allegri. E che ci fai vedere a fare, mo, l'allenatore di questo, quando c'era Gilmour in possesso palla che doveva... Si ricomincia da un fallo di fondo. La notizia della Lazio sui Icardi, pur di non prendersi Lucca. Io ho fatto un video sul calcio fluido, proprio di proposito, a spiegare tutte le squadre che potrebbero prendersi Lucca. La Lazio è una di queste, e io spero che mi ascoltino. Fabiani, ascoltami. Oggi è tosta, eh? Ma va bene, ce la faremo. Ce la faremo. Io non lo so se è la mia connessione oppure no, però si salta un po'. Non ci posso fare niente, se One Football è... Quindi, così è difficile raccontare, però in qualche modo... Bobby, can you get out of the Wi-Fi from your phone? Yeah. You're out? Which one? Oh, okay. Thank you. That means that it's not us. Ma va bene, non fa niente. Allora, nessuno voleva Lucca. Forse in Serie B c'era una squadra che ha bisogno di un centravanti. Il problema è se lui accetta, perché lui deve accettare, avendo il contratto, non lo puoi costringere. E speriamo che si trova un modo, anche perché è chiaro, si parla di Gabriel Jesus per l'attacco. Comunque sia, comunque vada, è un problema di testa. Magari se lui si convince, dice sì, io accetto e sto con tutte le mie forze a fare il secondo, non c'è problema, può andare bene, ma non necessariamente. E quindi, lo so, vedi, Angela pure, se Angela dice una cosa del genere, vuol dire che siamo in difficoltà, siamo in grossa difficoltà. Allora, vediamo un pochino se si può un pochino aggiustare la situazione. Tin. Sono un po' troppo rosse ste maglie. Sì, vabbè, penso si sia rispettato il colore acceso di quella maglia dell'epoca dell'86-87, se non sbaglio. Ah, sta a faticà. Che non ma faticà, giustamente. Oggi non ce lo fa fare, non ce lo vuole far fare, ma io c'ho... Ah, senti. Rachmani mangia il pollo con le mani. Meret. Santos, grande aggancio. Torna indietro, ma viene anticipato in questo momento Rafa Marin.
il Salonicco tipo Calabroni, va, sono tutti quel giallo e verde dei Calabroni, non potrebbero volare ma volano. E questa è una cosa che poi la comunità scientifica ha smentito, possono volare tranquillamente, non c'è niente che li impedisce di volare per struttura, ma sono quelle frasi che si dicono. Inquadrato Allegri molto attento in panchina, immagino che sia molto attento. Ancora un lancione ma fuori misura. Ah. Icardi a zero. Tu dici al posto di Gabriel Jesus. Io non lo so in che forma fisica. Luca è un calabrone più o meno, sì. Fate gli auguri a Serpi che ho visto adesso. Auguroni. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Sì, Icardi. Se fosse quell'Icardi là dell'epoca che ci ricordiamo, perché no? Si è un pochino perso nei meandri della Turchia. Non lo so come sta fisicamente e quanto può reggere. Attenzione, Gilmour. Il Napoli gioca un pochino col fuoco, ma esce bene. Anghissà. Rafa Marin trova ora Alison Santos che va veloce sulla fascia, si ferma, resta in possesso di palla. Rafa Marin si fa vedere Gilmour. Il solito lavoro da play con il lancione verso Politano che riesce a tenere la palla. Fa una grande cosa Politano. Oh, prende un colpo alla testa. Si butta a terra Politano. Non lo so se il colpo era punibile. Ora c'è un bel fallo di Gilmour, perché questa è una cosa che voglio vedere. Nel momento in cui ci riversiamo in avanti e ci fanno il contropiede, il fallo sistematico ci vuole ed è giusto. Voglio rivedere questa azione. Politano fa una cosa bellissima col tacco, mantenendo in campo il pallone. Poi l'ha presa. Una manata in faccia dietro alla nuca. Andrea, no, io non la guardo, io la immagino, mi arriva. Mandami un messaggio privato, amico mio. Mandami un messaggio su Telegram perché io la immagino, io non la guardo, io non la posso guardare perché OneFootball non funziona, non hanno messo i link all'estero, forse in Italia, non lo so, ma non si... quindi io la immagino solamente. Ci sono una serie di amici bellini che mi mandano telepaticamente le immagini, ecco perché alle volte vado un po' in ritardo perché devi attraversare l'oceano e quindi io la immagino, non la guardo. Poi se sentite perché sentite la forza degli amici bellini, ma non scrivimi, c'è problema. Quindi si riparte con Rafa Marin, credo lo so Dario, perché non c'è il bottone. E purtroppo sono fortunato io che ho la community che mi manda telepaticamente le immagini proprio concentrandosi e... altrimenti... Ragazzi, io non vi dico... Allora, questo è tutto. Visto che eh, YouTube ha dato la possibilità a questo canale di fare gli abbonamenti per un mese gratuiti, ok? Se non volete essere abbonati, se non potete farlo, eccetera, eccetera, potete abbonarvi e per tutte le cose del futuro. Se vi abbonate, poi in parallelo nel gruppo Telegram ci sono una serie di vantaggi e questo è uno di quelli che la gente si concentra e riesce a far arrivare le immagini, ma poi è difficile perché siamo live, ma ecco per esempio un amico mo l'ha scritto e io provo a fare quello che si deve fare, che è questo qua, è proprio una telepatia, cioè, telepaticamente così, è come se fosse, capito, che quando uno si iscrive sul gruppo Telegram, diciamo che guardare il Napoli, però guardare il Napoli, diciamo,
è come se fosse un Napoli vivo, però con due E, però in inglese. Basta. Di Lorenzo. Tra l'altro non vi state per tenere il cantiere. Attenzione, cross al centro. Anticipato Oilund, credo. Adesso il Napoli in pressione offensiva. Spina, il dribbling ritorna da Alison Santos. Sono aggressivi i calabroni greci. E c'è fallo adesso per il Napoli da posizione defilata. L'Eclissi, può essere, amico mio. Può essere. La questione dell'Eclissi è quella là. Poi volete, iscrivetevi al canale, poi scrivete in privato, do uno sguardo e vediamo se riesco a trasferire queste linee telepatiche di febbre. Attenzione, ancora un cross da parte del Napoli, libera ora. E qua c'è un fallo di Alison Santos. Come vi ripeto, vedi, quando poi la squadra avversaria riparte è giusto fare il fallo tattico così. Speriamo, insomma, in Serie A te lo fanno pagare. Se non lo fai bene devi essere anche furbo nel modo in cui lo fai, altrimenti voleranno cartellini in continuo, perché il Napoli, quello che mi è piaciuto quando abbiamo fatto l'analisi anche dell'ultima partita è che proviamo ad attaccare con molti uomini quando siamo noi in possesso di palla e cerchiamo di riempire l'area. Ovviamente si porta dietro il rischio che ti possono, se recuperano palla, ripartire in faccia, e a quel punto devi accettare di rischiare anche qualche cartellino. Alison Santos mette il cross al centro, non era male, finisce sul secondo palo, non aveva continuato la corsa Politano, ma insomma, bene Santos, io ci punto molto. Continuo a pensare che manca il sostituto di Anghissà, anche se numericamente siamo 6 centrocampisti, contando Vergara. Sì, dobbiamo contarlo a centrocampo. Per come Allegri non metterà mai il centrocampo De Bruyne e McTominay insieme. Capisco la tua perplessità, però secondo me l'unica cosa... Io credo che De Bruyne in questo momento parta un attimo indietro rispetto agli altri. Lo immagino come preferenza iniziale di Allegri quello di utilizzare McTominay e Anghissà, cioè muscoli in entrambi i casi, e nel caso di McTominay anche possibilità di arrivare fino in fondo. Attenzione, un cross ora per l'Aris Salonicco, cincischia un po' il Napoli in difesa, poi libera Gilmour, e quindi con McTominay e Anghissà ovviamente sei un po' più coperto. Io credo che però nel momento in cui non hai Anghissà, McTominay può fare quelle mansioni un po' più muscolari che gli abbiamo visto fare anche l'anno scorso, e quindi dovresti sentirti tranquillo con un McTominay da spostare, e poi magari nel momento in cui non hai Anghissà usi o De Bruyne o Vergara in quella zona. Magari perdi un pochino di muscoli, però dovresti guadagnare di qualità, sperando che insomma il Napoli nella maggior parte delle partite riesca ad imporre il proprio gioco. È questo che poi dobbiamo capire, se saranno partite dove in generale aspetti, e allora se aspetti è meglio avere giocatori in grado anche di far ripartire l'azione, e quindi non sarebbe male anche un De Bruyne che ti può verticalizzare subito, un Vergara svelto. Attenzione, buona palla ora per il Salonicco che sempre sulla destra arriva fino in fondo, il cross molto largo che non va a buon fine, ma stanno attaccando molto da quella zona. È partita vera, partita seria, vedo un buon ritmo generale, sento, credo, immagino un buon ritmo. Un bacio a Serpico,
ha rinunciato a 2 milioni di euro che gli spettavano e ha dato di tasca sua 150. Attenzione, Alisson Santos. Oh, è fermato con un bel intervento regolare dal terzino del Salonicco, che ora prova a ripartire. Ha dato di tasca sua 150.000 euro a Napoli. Non so quanto sia vera sia notizia. Vabbè, bisogna capire. Comunque, può essere che, insomma, se tra quello che ha dovuto saltare nel periodo in cui era infortunato, quello che poi è stato il torno non torno, resto in Belgio, un po' di situazioni, può essere che da uomo serio e su uomo di conseguenza dice questi soldi qua non me li prendo. Potrebbe essere un gesto bello nei confronti nostri, visto che se mi dispiacerebbe poi lasciarci con note amare. Alla fine è stato uno di quelli fondamentali, se non, cioè, insieme a McTominay, se le dividono la copertina, diciamo, del primo anno di Conte con lo scudetto. Quindi io non me la sento di avercela con lui, anche se è finita maluccio, nel senso che le ultime cose non sono state bellissime. E andiamo. Signori, iscrivetevi al canale se vi va, lasciate un like, questo è obbligatorio. No, non lo è, però è cortesia, è cortesia. Allora, in possesso di palla ancora Gilmour con questo lancio verticale. Io stufate Gilmour mi sa proprio di... Perché è vero, lo stesso Lobotka se trova la linea di passaggio la verticale te la fa, però Gilmour c'ha proprio il lancio alto, lungo. E allora se non hai Milinkovic Savic che te lo può fare direttamente dalla panchina, dalla porta, secondo me avere un Gilmour può far piacere ad Allegri nel caso in cui incontri delle difese un po' più alte, il mandare in profondità Højlund o altri che si buttano negli spazi, secondo me è una di quelle scelte, di quelle soluzioni che ad Allegri può piacere. Non c'è dubbio su questo. Vediamo di fare un buon servizio. Facciamo un buon servizio anche con Lami Antonio. Vediamo un po' di... Va benissimo, è una questione così. Non piango il fatto che sia andato via. Gol del Paris Saint-Germain. No, è perché se le emozioni non arrivano subito. 1-0 Paris Saint-Germain al 21esimo. Gol di Kvaratskhelia. Ma ci vogliamo rendere conto che c'è stato chi ha avuto il coraggio di paragonare Kvara a Leao, di fare dei paragoni? Cioè io non mi rendo conto, io non riesco a finire di rendermi conto. Ma dai, ma dai. Beh, gran gol, ma sono sicuro, ma ne sono sicurissimo. Guardi, io ho un unico dubbio, non sono i tatuaggi. Attenzione, Gilmour in possesso, ma perché poi noi siamo tifosi del Napoli, quindi. Spinazzola avanza, lascia da Alisson Santos, si avvicina a Gilmour che alza la testa, prova a cercare un compagno, lo ritrova in Alisson Santos che ancora Gilmour avanza, palla al piede, cerca un varco, ora è Rahmani in zona tiro, ci prova! Che gol! Che gol Amir! Non dal limite dell'area, da più dietro dell'area, siamo intorno ai 25-30 metri. Amir Rahmani non marcato, riceve da Gilmour e prova il tiro, non di forza, cioè un tiro potente sicuramente, ma non l'ha messa di contropiede, di collo pieno. Sembra quasi aver tirato come maledetta. Esatto, ha proprio tirato una maledetta col piattone forte. Pallone anche centrale, se vogliamo, un po' centrale, ma ha sorpreso il portiere. Amir, gran gol. Amir ha segnato il Kvara, gran gol.
Ce l'avete? Che gol amor. Pure così, 30 metri. Facciamo i nomi. No, io poi me li dimentico i nomi. Gran gol del Napoli, mettiamolo così. E aggiustiamo qua. Perché il Napoli è passato in vantaggio con un gran gol di Amir. E possiamo metterlo subito qua. Alla grande. Ma non alla grande, ma alla grandissima proprio. Gol Rachmani. Gilmour, diciamo assist soft di Gilmour. Molto bene. Sono bloccato? No, mi vedete sempre. Importante che voi mi vediate. Si è bloccato questa cosa qua, questa animazione, non si sa perché. Giovanni Monda nell'iscriversi rimane qui fisso impressionato. Vediamo se posso aggiustare questa cosa. Ecco qua, a tutto c'è rimedio. Molto bene. Molto bene. Pavlovi. No, questo è proprio il centrale, quindi diciamo che ha segnato Gabbia. Però stiamo giocando 4-3. Quindi non si può più ragionare sui braccetti di Allegri in questo momento. Ora, Rafa Marin, passaggio in orizzontale un po' rischioso verso Rachmani, Meret alza il pallone. Bene di nuovo verso Rafa Marin. Molto molto bene. Nel frattempo mi raccontano il gol di Kvara, punta il difendente, se la sposta sul destro e tira una saetta alta sul primo palo, golazo di Kvara. Kvara la dimostrazione che quando un giocatore di gran talento e classe ha deciso e può lanciarsi in un top club ben più dotato, non puoi fare nulla per trattenerlo, lui stesso non farà nulla. Vi dicevo su Kvara, c'ho solo un dubbio, sta crescendo il ragazzo, non è più il ragazzino, è comparso qualche tatuaggio e va bene, i tatuaggi non cambiano nulla. C'è solo una paura sulla dentatura, perché si è aggiunto, insomma, aggiustato un pochino la situazione e si è parlato spesso in passato che questo intervento alla dentatura ti può far prendere un po' di squilibri a livello fisico, perché è tutto collegato, e quindi se dovesse arrivare un infortunio o qualche cosa sapete dove ve la potete prendere, perché se ne è parlato anche se non sbaglio ne parlavano anche su De Bruyne ed altri atleti che una volta fatto questo intervento hanno perso un pochino delle loro certezze fisiche. Non so quanto sia approfondito lo studio, però lasciamola lì come possibilità, perché quando intervieni sul tuo corpo, sul tuo fisico, poi può capitare che ti fai male a prescindere, può capitare anche che non ti succede niente, questo è bene dirlo. Però bene. Ora c'è un giocatore del Salonicco a terra, ma la squadra si alza. Allora devono arrivare i fischi, perché la tua squadra continua a giocare, te la passano pure mentre stai a terra e ti alzi subito per giocare il pallone. Allora dai. Bene. Cioè bene. Fino a un certo punto bene. Ora il Napoli tutto dietro e parte Højlund. Ecco, vedete, questo è quello che mi interessava. Se parte Højlund in pressing si devono muovere tutti di conseguenza. Napoli che era tutto dietro la linea del centrocampo, e anche se il Salonicco a palla scoperta si stava girando il pallone, ad un certo punto Højlund fa partire il pressing combinato. Ora li vediamo tutti in attesa. Accanto a Højlund, vedi che Allegri si è visto il video, ha lasciato il like. Ho visto accanto a Højlund il McTominay mezzala che va a fare il secondo, che va in pressing, come è giusto che sia, come ci fece vedere Gattuso all'epoca. Si devono muovere le mezze ali con le ali che fanno le ali e ali,
che fanno le ali più basse, è giusto che sia così, non lo puoi lasciare da solo. Guagliù Allegri si è visto il video. Riuscirà Allegri a convincermi? Lo vedremo, lo vedremo. Il fratello di Kvara è uguale a lui, è incredibile. Torniche, come si chiama? È una bestiolina che si muove identico al fratello. Si parlava già degli occhi del Bayern di Monaco su di lui. Non lo so se l'hanno opzionato, se l'hanno bloccato e lo lasciano crescere da qualche parte, ma è un altro che se il DNA è quello e la testa è giusta, andava bloccata, andava preso. La fai la scommessa. Attenzione, vola Politano. Solo entra in aria, rientra sul mancino e poi viene recuperato da un secondo difensore. L'avresti potuta mettere in mezzo, credo. Credo avrebbe potuto metterla in mezzo. Ma scriviamo i titolari per una questione di cronaca. Dilo, Amir, Marin, Spina, Angui, Gilmour, McDo, Poli, Oilund e Alice. Allora, rientra il Napoli con lo Salonic con la tre quarti nostra. E ora siamo di nuovo tutti dietro la linea della palla a difendere compatti. Si comincia a rivedere la difesa a 4 con l'aggiunta poi delle mezze ali e degli esterni. Vediamo, è sicuramente un esercizio anche quello di sapersi difendere, perché non è la prima volta che l'abbiamo visto, non sarà l'ultima. Attenzione, però l'imbucata c'è e c'è una buona parata di Meret. La seconda sembrava facile, doppia parata di Meret, doppia Meret. Sulla prima parata c'è stata, attenzione, un altro cross pericoloso e c'è il fondo. Attenzione, Meret ci ha dovuto mettere i guantoni, La prima parata è finita, è diventata centrale, quindi c'è stata una seconda occasione per il Salonicco e sembrava un colpo di testa non irresistibile. Meret ha deviato anche quello. Ora avanza Di Lorenzo, cerca Oilund che protegge bene il pallone, scarica su Politano. Politano indietreggia, perde palla. C'è una protesta da parte del giocatore del Salonicco perché credeva di aver recuperato palla regolarmente. Ora rivediamo questa imbucata. Insegue Rafa Marin ma è un po' in ritardo. La prima respinta di Meret finisce, ma non ci fanno vedere il replay, ma va bene, l'abbiamo già raccontata. Corretto, caro Luigi, più quelli che si possono adattare, che sono Rivera, che in teoria sono Di Lorenzo, e basta. Cioè, non cominciamo ad adattare anche gli Anghissai e McTominay in difesa, che non mi pare il caso. Sono questi. Sono Marin e Rachmani, più... Poi ci sono i giovani, c'è il Garofalo, che tu puoi tenere, non gli Obaretin, perché gli Obaretin devono occupare un posto in lista perché non sono più under, quindi lì non lo puoi fare. E in attesa del recupero di Beukema, di quello di Buongiorno e di quello di Marianucci. Nell'ordine dovrebbe essere Beukema, Marianucci, Buongiorno come tempi di recupero. Però sì, questi sono. Attenzione, un calcio d'angolo, c'è una mischia in aria, libera il Salonicco. Ora c'è un fallo laterale per il Napoli. La va a battere. Ci sono dei bambini bellissimi a fare cucciolini a fare i raccattapalle. Deve essere una bella emozione per loro,
Anch'essa prova a ridarla Di Lorenzo, ma la palla finisce di nuovo in fallo laterale per l'Aris Salonicco. Batti e ribatti di testa, mette un po' d'ordine il numero 9 del Salonicco. Ora un lancio, attenzione Spina, accenna all'intervento, riesce poi a spazzare via il pallone in fallo laterale. È un rosso molto acceso, mentre Lucca mette a posto Calzerotti sulla panchina, una vera e propria panchina. Lucca in panchina, sulla panchina, proprio la panchina. Sembra la panchina proprio del parco. Attenzione, occasione ora per il Salonicco. E qua c'è il fallo di Politano. Al limite dell'area, in ripiegamento difensivo, Politano, c'è stato un dribbling secco da parte del numero 70. Era proprio quello che vogliamo vedere fare a Lang. Dribbling secco, sgambetto di Politano. Saltato di netto da uno che sembra Yusai, ma non lo è. Sembra fisicamente Yusai. E ora c'è un'occasione da calcio di punizione per il Salonicco. Si schiera la barriera con i nostri lungagnoni, con Anghissà, McTominay, Oilund, lo stesso Di Lorenzo. Immagino sia Politano a distendersi dietro la barriera a mo' di coccodrillo. No, non è Politano. C'è un altro che si è schiattato a terra, forse Allison. Attenzione, Asignà. Si è fermato Naracic. Fammi rivedere se era parabile, perché calcio di punizione, insomma, da fermo. C'è stata la deviazione? No. No, è andata proprio una foglia morta perfetta, che finisce tra due teste della barriera e si va a insaccare nell'angolino alto. Bellissimo gol, onestamente, sul calcio di punizione. Napoli 1, Salonicco 1. E vediamo di aggiungere questo risultato. Peccato, dura poco il vantaggio del Napoli. Ma ricordate, il risultato non è importante, eh? Dobbiamo mettere minuti per il Genoa, ma dobbiamo sapere che i gol possono arrivare. Attenzione, attenzione, buona l'uscita di Meret, buona. Uscita di Meret molto fuori dall'area, che va a anticipare un avversario perché Di Lorenzo era in ritardo. Ora Politano, ancora il retropassaggio per Meret, che va da Spinazzola. Punizione di Racic. 1-1. Sì, inutile, stupido, insomma, ti aveva saltato, lo devi fare, non ti devi far saltare più che altro. Ed è... Ora, non prendiamo l'azione nello specifico, perché poi non sarebbe nemmeno corretto, no? Poteva essere saltato chiunque in dribbling secco, non è per Politano. Però non ci dobbiamo fissare con l'idea che Politano, la fase difensiva di Politano, la fase difensiva la fanno tutti, cioè tutti ripiegano, e lo abbiamo visto in questi amichevoli. Abbiamo visto ripiegare Lang, abbiamo visto ripiegare anche lo stesso Alisson Santos, e io non voglio nemmeno che ripieghino poi troppo, perché poi perdono quella velocità davanti, ma lo si deve fare per accomodare anche le idee difensive di Allegri, e va bene. Però non è che dici Politano è invalicabile, è un giocatore che in difesa non ti fa passare niente, c'hai Maldini su quella... No, è superabile anche lui, quindi se ci fosse modo di avere anche dei giocatori con un pochino più di qualità, di estro e di gol nelle gambe, non sarebbe una cattiva idea far fare anche a loro qualche
si torna indietro nel tempo, ci fanno rivedere, vabbè, un macello, oramai sto tutto nella telepatia, sta succedendo un macello senza precedenti, attenzione. Cross del Napoli, smanaccia il portiere, rovesciata del Salonicco, si va avanti e indietro, Gilmour rimette ordine. Anche qua, assolutamente, ma assolutamente. E ricordo che si diceva, no, quello Kvara, Conte lo voleva rovinare. No, Kvara è andato là per il Saint Germain, ha detto no, Luis Enrique mi ha reso più completo. Attenzione! Tentativo di McTominay murato. È bravo Rachmani ora però, in pressione alta a recuperare questo pallone. Zona Politano che rientra sul mancino, sì, stavolta è lui a subire fallo, saltando netto l'avversario, e c'è il calcio di punizione per il Napoli, solo che il nostro calcio di punizione è molto più laterale, quello del Salonicco era proprio in zona perfetta per tirare in porta. Qua può arrivare un buon cross, magari forte, magari verso il secondo palo, forte, bello tagliato, dove basta una spizzata per... Dovrebbe essere una cosa alla Garcia. E vediamo. Sul pallone abbiamo Politano e Santos. Alza la mano Politano, sarà lui a battere, la abbassa, si allontana Alisson Santos, Politano verso la porta, ma basso, viene deviato, attenzione, ancora un'occasione con un tiro da fuori al volo di Billy Gilmour, alto sopra la traversa. Iscrivetevi al canale. Ragazzi, se volete fare il fantacalcio con noi, è una cosa che do in più agli abbonati. Abbiamo 5 posti liberi rimasti. E dopodiché, se arriviamo a questi 5 posti con i nuovi abbonati, ho intenzione di fare su Calcio Fluido un fantacalcio a listone aperto a tutti con i premi. E basterà poi fare un'iscrizione su Kofi, ma ve la spiegherò bene perché sto ancora ragionando e la voglio fare bene, voglio regalare cose, voglio investire sul canale. Maglie, capito? Maglie originali, voglio ragionare bene. Voi state concentrati su tutte le cose, più seguite anche i mini social, più saprete tutte le cose. Salonicco in possesso di palla, si rivede l'accoppiata McTominay-Højlund in avanti, quindi diventa automaticamente una sorta di 4-4-2 quando il Napoli è in fase di non possesso. Ora vediamo con la palla da quest'altra parte se è Anghissà a scendere, no. Quindi c'è un'alternanza di McTominay accanto ad Højlund o Højlund da solo. Non è Anghissà ad andare a dare una mano in avanti come seconda mezzala, insomma, che dà una mano là. E quindi si crea poi questo doppio centrale Gilmour-Anghissà a dare un po' più di copertura centralmente. Sono quelle cose che serve capire subito, di modo che non cadiamo dal pero durante il campionato. Il lancio di Rachmani a tagliare tutto il campo e a trovare molto bene Alisson Santos, che mette il pallone a terra, punta, esce dall'area, pallone a McTominay che non riesce a trovare lo spazio per il tiro, viene recuperato e ora riparte l'Aris Salonicco. Fallo a centrocampo di Rachmani, ripeto, giusto farlo, spalle alla porta, se non riesce a prendere il pallone, se non riesce a anticipare, è giusto far fallo così e non li fai ripartire. Non senti più l'audio?
Dammi conferma. Se ci sono altri che non mi sentono fatemi sapere, perché vuol dire che devo recuperare il tutto. Riparte Alison Santos, attenzione. Accompagnato da Spinazzola, si ferma Santos, rientra sul destro. Pallone per Anghissà che la rimette al centro, deviazione. Si sente bene? Ok, ora sento di nuovo, si sente benissimo. Benissimo, grazie a tutti. Grazie a tutti. Rimessa per il Napoli, quando siamo al 40esimo nelle mie, insomma, nelle cose telepatiche, diciamo verso il 40esimo. C'è Di Lorenzo che torna da Rachmani, che torna da Rafa Marin, che torna da Spinazzola, che avanza, alza la testa e trova McTominay, lo scambio tra i due, ancora Spinazzola, trova poi Højlund che col sinistro la mette al centro, pallone verso Anghissà che è stato anticipato, ora è bravo Rafa Marin a controllare questo pallone, ancora Alisson, se ne va in dribbling, il cross col sinistro, anticipa di testa un difensore su Højlund, Napoli ancora in pressione, stavolta con tanti uomini. Attenzione Anghissà, il controllo era buono, un controllo orientato a far fuori un avversario, non è riuscito però a concludere in porta. Ora è Politano che punta l'uomo, il cross al centro è buono, il colpo di testa di Højlund al lato. Però bene questa azione tambureggiante tamburante del Napoli, che quando attacca con tanti uomini è convincente. Stai facendo delle cronache, esatto, caro Valentino. Mister, stai facendo delle cronache. Io poi ho bisogno che sia proprio Gattuso a risolverci alcune cose di mercato, ma vediamo se potrà essere il nostro eroe oppure no. Ancora un'opportunità con Højlund che insegue il pallone addirittura sul portiere, ora è McTominay in secondo pressing ed ora recuperiamo un buon pallone con pressing alto e deciso. Secondo me, se è una questione solo fisica che non riesci a farlo continuato, va bene. Attenzione Højlund, spalle alla porta, riesce a servire Spina, buono il tiro di Spinazzola, se l'è trovato un po' sotto, ma è riuscito comunque a concludere verso la porta. Una buona occasione per Spina con assistenza. Pareggio Aston Villa, maggio 2009. Caspita. Ah, questo è quello che diceva, ma com'è? Ma quello quando mai li tiene? 17 anni, è vecchio. Però, loro con coraggio li mettono dentro, Si cacchia che in Italia. Bah. Comunque, se riescono poi con situazioni coraggiose ad avere la meglio degli avversari e a non rigettarsi, io sono contento perché il coraggio va premiato. Piace. Comunque, vediamo cosa combinano i nostri quando siamo mentalmente, diciamo, siamo al 43esimo e 20 secondi con Meret che serve Rachmani, ora Gilmour davanti verso McTominay, protegge il pallone, il lancio in avanti era Højlund, non era McTominay, verso Alison Santos che ora ruba il pallone all'avversario, va fino in fondo Alison Santos, il cross al centro, McTominay! Vi avevo letto, McTominay non pervenuto, cosa dovete stare calmi. Con Scott dovete stare calmissimi, proprio
Ma proprio calmi, calma. Bene Alisson Santos che va fino in fondo e mette questo cioccolatino che va spinto solo in porta e McTominay col sinistro. Scotta! Bravo Scott, bravo Scott. Scotta! Diego, ole. E siamo quasi alla fine di questo primo tempo. Bravo Allison, esordio assoluto con l'Aston Villa, fa ancora non male, non male proprio. E vediamo se qualcuno aveva scritto McTominay in modo tale che mettiamo il McTominay qua. Finisce così il primo tempo, un po' in ritardo per me, ma va bene così, possiamo abbassare la telepatia mentale di tutte le cose così e possiamo leggere un po' di vostri commenti al riguardo. Esatto, Jerry Scott con il Napoli che chiude questo primo tempo sul risultato di 2-1. Vedo delle facce un po', non so se è stanchezza, insomma, però non sono felice, cioè nel senso sono un po' provati, li vedo un po' provati, può essere faccia caldo, si suda, sicuramente la maglia è sudata, sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Si segnalano in questo primo tempo, insomma, il gran gol di Rachmani, lì tirato un po' dal nulla perché ci stavamo girando il pallone, poi è chiaro che è una soluzione il tiro da fuori, non è una specialità della casa per Rachmani che non ne ha fatti tantissimi nella sua vita, però se non ti marcano e se si chiudono tutti e non ci sta spazio per andare in avanti è giusto anche provarci dalla distanza e Rachmani ha indovinato un gran gol. Poi il calcio di punizione guadagnato su Politano e là devi avere anche quella qualità di farlo, credo in colpevolezza si possa dire. La palla che scavalca la barriera si abbassa bene, però il Napoli ha continuato ad attaccare. Ecco, voglio capire bene se l'alternanza del pressing in avanti e l'aspettare l'avversario è una scelta, se dipende dai momenti della partita, se dipende anche dallo stato di forma, perché magari c'è la consapevolezza di dire noi non riusciamo in questo momento, non ci possiamo permettere di pressare forte in avanti con tanti uomini, non siamo ancora nella forma necessaria per farlo e magari un domani ce l'abbiamo questo stato di forma e pressiamo un pochino di più senza schiacciarci, perché abbiamo visto e lo sappiamo a prescindere da Allegri che quando ti abbassi, lo abbiamo visto anche con Conte, puoi riuscire a chiudere le saracinesche perché arrivano i cross e tu li respingi tutti, o puoi portarti gli avversari nella tua area e qualcosa succede. L'imbucata l'avevano trovata, c'è stato 2 buoni interventi di Meret, quindi l'abbassarsi sotto indietro non significa necessariamente essere più ermetici in difesa, questo è bene ricordarlo, perché poi se recuperi palla in avanti il vantaggio qual è? Che sei già lì, sei già in avanti, quindi se l'hai recuperata in avanti puoi andare magari al tiro subito con più facilità, più velocemente. Se invece recuperi palla molto indietro ti servono quei giocatori che ti fanno tutto il campo e lì è un po' più complicato perché queste caratteristiche proprio non ce le abbiamo. Però va bene così, partita vivace e divertente. Santos è un fenomeno, caro Salvatore, io ci punto tantissimo, cioè l'ho detto chiaramente, sono rimasto molto impressionato l'anno scorso, non pensavo fosse già pronto a fare il salto di qualità perché giocava pochissimo nello Sporting Lisbona, però ha subito dimostrato di avere personalità, se sbaglia un dribbling ne prova un altro, ha una qualità unica sotto questo punto di vista, che subito pensa a come superare l'avversario. Altri giocatori invece si guardano un po' intorno, ci ragionano un attimo, tornano indietro, poi aspettano il momento giusto, lui va. E un giocatore così, secondo me, è fondamentale nel Napoli, fondamentale in Serie A, che ti crea scompiglio. Quindi veramente lì gran colpo di manna e va detto. Tutto il resto del lavoro di Manna va valutato,
piano piano, perché ci sono state delle cose che non hanno funzionato, altre che magari non voleva neanche lui. Quello che stiamo giudicando adesso è magari la sua capacità di piazzare i giocatori in esubero, lì siamo un pochino lenti. Però sono alcuni giocatori anche che non hanno grande mercato, e quindi aspetti che nel finale qualche squadra magari si convinca, e anche tu probabilmente ti convincerai ad accettare qualcosa di meno di quello che chiedi. Purtroppo la situazione è questa. Serpico, ti hanno regalato la sub? Amici miei, ricordo a tutti, abbonati, nuovi abbonati, vecchi abbonati che non sono su Telegram, che vogliono incontrare. Io poi, se uno non ha Telegram, potete essere abbonati lo stesso, ce ne sono parecchi di abbonati che non hanno Telegram e non se ne fregano niente di stare su Telegram, e va benissimo. Io cercherò di dare qualche contenuto esclusivo anche a loro, i famosi video dedicati e riservati agli abbonati che si fanno su YouTube. La maggior parte saranno tutti a disposizione di tutti, ma qualche video sfizioso non monetizzato e quindi dedicato poi agli abbonati, magari cose che non potrei far vedere in pubblico da generale, che poi se non lo monetizzi poi cercherò di farlo. Quindi ricordate sempre poi di contattarmi in privato, perché alle volte YouTube non mi dice guarda, hai avuto un nuovo abbonato, devo andare a controllare io manualmente e la cosa diventa complicata. Quindi ringrazio tutti. Con 2 gatti in difesa, gatto più gatto meno, chi se ne frega. So fatto che molti tifosi non va giù il fatto di ringraziare Big Rom. Come la vedo, caro? La vedo una cosa assurda, non lo capisco. Cioè, Lukaku è stato fondamentale. Noi teniamo 4 scudetti nella nostra storia, e togli 2 dell'epoca di Maradona, e il primo scudetto, fai un ringraziamento generale di squadra, sicuramente all'accoppiata ha aggiunto gli Spalletti, che hanno indovinato i profili giusti. Spalletti li ha messi in campo bene. Si prende l'immagine magari di un Kvara con Osimhen, che sono stati devastanti in quell'anno. Poi Osimhen è stato un po' meno amato rispetto a Kvara, entrambi se ne sono andati. Certo, Osimhen se ne va al Galatasaray, non è che va a migliorare la sua carriera in un grande club di Premier, perché non l'hanno voluto là, o meglio, pareva che insomma il Chelsea fosse interessato, ma lui alla fine poi ha scelto il Galatasaray. Non ci rimarrà nel cuore Osimhen come ci è rimasto Kvara, credo, in generale. C'è anche qualcuno che non sopporta più Kvara, ma non vedo giusto l'accanimento nei confronti di Lukaku, che ha fatto quello che ha fatto il primo anno molto molto bene, nel secondo si è infortunato subito. Poi sì, gli strascichi finali, va bene, non ci siamo capiti dove venirci incontro, ed è giusto ragionare sul fatto che tu sei un tesserato e devi fare quello che ti dice la società. Il tesserato è anche un essere umano che ha vissuto un anno complicato, perché la perdita del padre è stato, secondo me, un momento molto molto difficile per Lukaku, non stando neanche bene fisicamente. Io onestamente comprendo tutto, e lo saluto con affetto e gli auguro il meglio. Non sarà neanche un nostro avversario in Serie A, quindi va bene così. Allora, Emanuele, che ringrazio, su che faremo, perché no, non c'è una domanda, è un su che faremo dei colpi a fine mercato. Grazie Manu, io credo di sì, nel senso che ci sarà la possibilità, però devono uscire i giocatori, nel senso che dobbiamo aspettare. La priorità assoluta è prendere il difensore, su questo non c'è dubbio. Per far entrare il difensore, se il difensore non è un under, cioè non è un Thiago Gabriel, non è un Leoni che viene da Liverpool, o questi giovani insomma in rampa di lancio, se non è uno di questi giovani qua, e non credo che il Napoli possa o voglia, uno, spendere una cifra incredibile per un giocatore giovane di grande talento, due, spendere una cifra media per un giovane che poi magari alla fine non ti convince, non ti dà quella sicurezza, perché a quel punto hai il giovane Marianucci quando ritornerà,
Lo stesso Rafa Marin non è anziano e non è più un under, però è comunque giovane. E quindi credo che il Napoli debba prendere un giocatore di affidamento. Si parla di Badiashile, che dovrebbe essere affidabile a livello tecnico o tattico, solo non sappiamo quanto sarà affidabile a livello fisico. Però quello è il profilo, insomma, che ha individuato il Napoli. Per far entrare Badiashile in squadra ci sono 3 possibilità al momento. 1, Lucca via. Ed entra Badiashile al posto di... Quando esce Lucca non entra Gabriel Jesus. Mettetevi subito questo in testa. Lucca via, entra Badiashile. Lang via, entra Badiashile. Mazzocchi via, entra Badiashile. Queste sono le 3 possibilità. Se esce Lucca, tu hai Giovane come vice Højlund. Lo so, non lo potete accettare, è così. A livello di liste, poi dobbiamo parlare del costo della rosa, ma a livello di liste abbiamo Giovane che in questo momento è il nostro jolly in attacco. Le coppie sono fatte. Lang, Allison, Lucca, Højlund, Neres, Politano. Quindi mettiamoci anche Neres nei possibili uscenti. Giovane è un jolly che puoi mettere al posto di Neres, al posto di Politano, al posto di Højlund, lo puoi mettere al posto di Alisson Santos. Nel momento in cui riesci a liberarti di uno di questi giocatori, Lang, Giovane, lo stesso Giovane può uscire, Lucca e Neres, perché Politano non si tocca, perché Højlund non si tocca e Alisson Santos non ti toccano, può entrare il difensore. A meno che non metti subito fuori Mazzocchi, che io però ho individuato mentalmente, sempre a livello telepatico, ho pensato, Mazzocchi te lo tieni nella squadra perché poi dovrai trovare uno da far fuori a gennaio per far rientrare Buongiorno. E potrebbe essere Mazzocchi quello che con più, senza creare polemiche e senza, dispiacendosi sicuramente, ma senza andare in tribunale, che dice ok, per il bene della squadra, io che sono anche tifoso, mi faccio da parte, mi metto fuori lista, continuo ad allenarmi, continuo a fare spogliatoio e rientra Buongiorno. Ecco perché io credo che Mazzocchi non sia in uscita in questo momento. Il Napoli, per entrare con il difensore, può far fuori Lucca, Lang, Neres e Mazzocchi. Il resto sono tutti accoppiati. Anche sa, poi ci sono i portieri. Sono accoppiati anche i portieri. Se fai fuori Milinkovic-Savic e prendi uno dei portieri insieme a Contini, prendi Pugliese che è un under, lo puoi fare. Però non lo so se vuoi prenderti questa responsabilità. Lasci solo Meret e poi un Contini alle sue spalle. Queste sono le possibilità che ha il Napoli per prendere il difensore. Se poi vogliamo andare sul mercato e prendere anche una punta, bisogna fare delle altre uscite oltre a quelli là che non stiamo proprio considerando, perché devono uscire per forza. Quelli che sono venuti in ritiro, Foloruncio, lo stesso Shdira, quelli che adesso è comparso anche Ngonghe, alcuni che non si sono visti proprio, Caiuste per esempio, Cagiasti per esempio, un altro che non si è visto proprio, e quindi questi qua sono quelli che devi piazzare in qualche modo. Lo stesso Obaredin va piazzato. Obaredin nello specifico è anche un giocatore che è in scadenza 27, quindi se lo vuoi dare in prestito lo dovresti in teoria anche rinnovare prima, perché il prestito giocatore in scadenza non si può fare. Questo è il recap. Lasciate un like al recap. Grazie. Sì, Serpico, lo capisco, perché più che altro ha troppo poche partite giocate. Secondo di Contini si dice un gran bene, si è sempre detto un gran bene. Però giustamente tu dici come fai a fare affidamento su... Può essere anche che ti puoi prendere il rischio. Il Napoli secondo me in questo momento più che decidere, perché è difficile decidere quando devi vendere, devi stare al balcone, devi stare affacciato alla finestra e vedere cosa ti chiedono. Se non arrivano offerte per Lucca, se non arrivano offerte per Lang e arrivasse un'offerta per Milinkovic-Savic o per Meret, secondo me il Napoli deve ragionarci e magari anche accettare. Dice ok, abbiamo fatto un errore, certo non ci devi andare sotto con gli ammortamenti e con le minusvalenze perché altrimenti è un problema, però la devi completare la squadra. Ritengo veramente rischiosissimo, ancora più rischioso di andare con Contini in Champions, di rimanere solamente con Rafa Marin e Olivera lì dietro finché non recuperano gli altri. La vedo difficile.
Esatto, e questa è una delle possibilità. Arsenal Como, uno pari al 75esimo, la pareggia Baturina con gol spettacolare, serpentina tra due difendenti e tiro alto. Mamma mia, il Como fa paura, io non riesco a considerarlo una meteora. Caiuste forse al Parma. Entrano De Bruyne, Milinkovic, Savic, Vergara, Lobotka. Ecco qua. Vediamo Kevin. KDB. Savic e Lobotka. Anche Vergara. Vediamo al posto di chi si immagina, insomma, Gilmour via con la presenza di Lobotka e forse anche McTominay, perché sono quelli che hanno meno minuti di allenamento nelle gambe, quindi è giusto non sovraccaricarli. Landuc parla con... lo dirò così, lo dirò così tutto l'anno. Se con Allegri cercherò di stare calmo, con Landucci no, non me lo farete piacere mai, perché è troppo antipatico, è quello che ha detto a Auriali, non si può sopportare, quindi Landuc parla con Vania. Landuc. Ancora non è pronto, ancora non è pronto. Meno 3000, in che senso? 3000 minuti? Almeno 3000, non ho capito. 3000 giorni al centro sportivo, non ho capito. Dammi una mano. Allora, McTominay, Gilmour, Meret, Allison. Ok. Sì, anche, se non sbaglio sì, e quindi non si sopporta proprio. Ehm, 3.000 lire, 3.000 iscritti. Ah, dici 300 iscritti per arrivare ai 30.000. Ok, adesso abbiamo capito, perfetto. Grazie amico mio. No, sì, ma ci arriviamo. Non prima del campionato, ma ci arriviamo entro poche partite sicuramente. Ci sarà da parlare, l'algoritmo girerà. No, sono curioso perché se è uscito Alisson Santos, voglio capire se il Napoli cambia modulo o se mette... Perché potrebbe mettere il Vergara sotto punta. Sono curioso, fatemi concentrare. Fatemi concentrare. Sì, era di 30.000, esatto, meno 300. Ditelo ai vostri amici e mi date una mano ad arrivarci più in fretta. Allora, batte il Napoli. Savic, lancio in avanti a cercare subito Højlund anticipato. Vediamo subito. Spinazzola in avanti. C'è Vergara che si fa vedere subito sulla sinistra. Quindi vediamo se Vergara ha semplicemente preso il posto di Alisson Santos lì sulla sinistra. Quindi col piede non invertito. Ora gioca a muro Milinkovic Savic con Lobotka. Pallone per Rachmani di Lorenzo. Si ritorna da Milinkovic Savic che allarga sulla sinistra per Rafa Marin. Di prima bene per Lobotka che trova in verticale Vergara. Smista su Spinazzola, un buon movimento di Spinazzola in avanti. Ancora la palla di Spinazzola per Højlund, proprio quella là che ci ricordiamo. Højlund vede il movimento di Vergara, è bella l'azione del Napoli, che peccato. Bella azione del Napoli, Vergara che ha cercato al centro il taglio di De Bruyne che è arrivato a chiudere l'area.
Quindi questa azione, secondo me, si può fare un reel generale. Bella uscita del Napoli con calma, ha aspettato il pressing del Salonicco, è uscita bene con qualità. E ora c'è Politano in possesso palla su questo calcio d'angolo. De Bruyne si ritorna da Spinazzola che prova il taglio verso Anghissà. Peccato, non la prende bene, non impatta bene di testa, ma il movimento era perfetto, così come il lancio di Spina. Bene, vediamo se è 4-2-3-1 o se è 4-3-3. In questo momento Rafa Marin sempre a scambiare con Rachmani, avanza molto Spina, si abbassa Lobotka, Vergara scambia e parte in avanti. Ancora Vergara molto bene, avanza il cross col sinistro, un po' arretrato, Politano verso Anghissà. Ora Di Lorenzo che serve Politano, si lancia in avanti Di Lorenzo, è chiuso il triangolo, il cross al centro, De Bruyne viene anticipato, attenzione però, Vergara stava quasi per prendere un altro di quei rigoretti che si è preso durante questo precampionato. E ora c'è fallo di Anghissà. Inizio molto interessante del Napoli. Bello il modo in cui Vergara ha recuperato questo pallone, viene un po' sbilanciato, ma cade e non chiede nessun fallo, voleva rialzarsi subito e andare a cercare il pallone. Allora vedo De Bruyne accompagnare Højlund nel primo pressing, quindi è un tra le linee. De Bruyne sottopunta di Højlund perché è molto centrale, quindi non lo voglio vedere come esterno. In questo momento ancora un cross di Vergara sul secondo palo, un po' arretrato Politano. Lo leggo 4-2-3-1. Lo leggo 4-2-3-1, si può leggere tranquillamente 4-3-3, con De Bruyne a fare la mezzala di inserimento come faceva McTominay nel primo tempo. Pallone recuperato da Anghissà, Højlund di prima, Politano non riesce a controllare il pallone, ancora Anghissà, ancora Di Lorenzo, il Napoli che prova di prima a giostrare questo pallone in aria. Ora la chiusura, si butta a terra questo da solo e riparte l'Aris Salonicco. C'è una buona scivolata, intervento difensivo di Rafa Marin. Qua lo devi far bene perché sei quasi l'ultimo dei difensori e quindi se non intervieni bene qua sono andati in porta. Comunque un buon Napoli. Ora però vedi Vergara come basso e centrale. Avanza De Bruyne, ora arriva Vergara. Il pressing ora del Napoli è più alto, è più feroce. Højlund. Arrivano anche i vari Politano, i vari Lobotka molto alto, lo stesso Anghissà. E su questo pressing alto e feroce il Salonicco sbaglia e la manda in fallo laterale. Vedi che è carino? Vedi che è interessante se lo fai? Vedi che se ci riesci poi uno si può pure esaltare e si può pure divertire? Vedi, aspetta. Aspettiamo. Rimessa per il Napoli, molto bene. Rafa Marin in possesso palla. Capiremo meglio la fase difensiva quando vedremo il Salonicco in possesso palla. Però è molto ibrido. Vergara ora centralmente. Si è spostato sulla sinistra De Bruyne. Ora pallone al centro, anticipato Lobotka. Resta però in pressing alto sia Lobotka che Vergara. C'è il fallo di Lobotka sul Delebashiru fratello.
No, è mica male così, Lobotka, Vergara, De Bruyne su questa specie di quadrilatero a centrocampo. Siamo un pochino asimmetrici, voglio capire bene. No, allora credo che sia come nel primo tempo. Fase difensiva e un Napoli che si schiera in 4-4-2. Quindi con De Bruyne che è accanto a Højlund per il primo pressing da seconda punta praticamente. Quindi 4-4-2, 4-2-3-1, siamo esattamente lì. Molto dipende dai movimenti che fa Vergara. Si gira ora De Bruyne e prova il classico passaggio tra le linee dei difensori per Højlund. Ancora deve pulire un po' la sua giocata, Kevin. Io non ho fretta. Se poi qualcuno gli vuole dare addosso, gli desse addosso. Io non ho fretta, lo aspetto se lui lo vuole fare con noi. Sono pronto ad aspettarlo perché ci tornerà utilissimo. Dele Bashir, ora il cross verso il centro, anticipa il colpo di testa a Rachmani e ora Politano in fallo laterale. Vergara ovunque, sì. Sì, si sta muovendo moltissimo. Vergara Super Saiyan. Antonio D'Ambrosio, no, scrivimi in privato perché è una questione di grande di telepatia, Attenzione, non c'è fallo, attenzione. Bravo Anghissà a risolvere questa cosa e a subire fallo. Inquadrato Edo che vaporeggia. Si vaporeggia. C'era un fallo non chiamato su un difensore del Napoli, credo fosse Rafa Marin, che è rimasto a terra, ma lì devi tenere anche presente che te lo possono non chiamare il fallo, quindi. Milinkovic-Savic, la lunga gittata verso Højlund che lascia passare il pallone e ora può andare in avanti. Non gli riesce bene il secondo controllo. Però, io il lancio di Milinkovic-Savic, io faccio fatica a rinunciare VCC. Cioè, vi rendete conto di a volte senza, cioè, risparmi proprio fatica. Risparmi la fatica nel palleggio, la palla già sta là, 1 contro 1, te la devi giocare la possibilità. Lobotka a centrocampo si gira, trova Anghissà che aspetta l'arrivo di Rafa Marin che si affianca e serve ora sulla verticale sinistra Spinazzola che prova a puntare e a superare l'avversario. Ci riesce, il cross di Spinazzola un po' basso. Ora è De Bruyne, il palleggio, un colpo di testa, recupera il pallone per Anghissà che ho visto molto meglio di altre partite. Cambia tutto De Bruyne, ancora polveri bagnate. Ancora polveri bagnate per Kevin. Calma. Favasuli deve ancora fare le visite mediche. Si parla addirittura di 18 di agosto. Io spero che sia molto prima. Ma si sapeva non sarebbe arrivato a Castel di Sangro. Deve ancora fare le visite mediche. Non è ancora nostro, è solo un irwigo. Sì, Luigi sta giocando Vergara esterno, ma si stanno muovendo molto lui e De Bruyne. Vergara è anche molto centrale, quindi è veramente in questo momento è centrale, non sta facendo l'esterno, quindi se vogliamo accettare l'essere asimmetrici, si può anche parlare di un 3 di Lorenzo, Rachmani, Marin. Vergara ora lancia bene Spinazzola, che peccato, intervento all'ultimo momento di un difensore. Lo puoi anche ragionare, visto che Vergara è molto centrale in fase difensiva, lo puoi anche immaginare a 5 con difesa 3 di Lorenzo, Rachmani, Marin. In questo momento si vedono bene. Centrocampo con Anghissà, Lobotka e Vergara. Sulle ali
sulle fasce, sugli esterni, bravo ora Di Lorenzo. Politano e Spinazzola, e con il De Bruyne sotto punta di Højlund, quindi un 3-5-1-1, perché vedete Vergara come sta adesso, molto interno, quindi non li possiamo mettere tipo biliardino. Attenzione Di Lorenzo, il cross al centro, Dio, non ci arriva per un attimo Højlund, recupera Vergara, però mi sto un po' esaltando, non so se lo sentite nella mia voce, sto vedendo un bel Napoli, un Napoli migliore di quelli che abbiamo visto finora, c'è più piglio, c'è un po' più di qualità, sta piacendo sta cosa, lo devo dire, e ho voglia di fare analisi, ho voglia di mettere i giocatori sul campetto e di farvi vedere i movimenti. Si gira Højlund, palla per Spinazzola, ancora sull'esterno sinistro, si fa vedere Lobo, Spinazzola va direttamente da Rafa Marin, Anghissà, Rafa Marin di prima verso Lobotka ancora verso De Bruyne, in questo caso molto largo e molto basso, quindi movimenti, libertà, Rafa Marin, attenzione che avanza, pensa al tiro, serve Anghissà di prima per Di Lorenzo, allarga per Politano, Politano vede ancora il movimento di Di Lorenzo, stavolta va diretto verso Kevin a chiudere sul secondo palo, su una bella palla spiovente di Politano, a suggellare un ottimo inizio di secondo tempo. Non lo hanno preso, non sono andati a prenderlo perché si sta muovendo molto di prima. Io a Kevin lo aspetto, l'ho detto 2 minuti fa, dai, amico arabo, se stai qua è anche per lui sicuramente. Ma non lo so se sei un amico arabo, se sei napoletano, non lo so, però. Arrivano nuove sostituzioni, perché il nostro dovere l'abbiamo fatto, adesso è questione di minuti nelle gambe. Esce Spina, entra Lang, esce Højlund, entra Lucca, e penso esca anche forse Politano, vediamo, perché è entrato anche Giovane, quindi Lang, esatto, Lucca e Giovane. Quindi Lang in questo momento, mettendolo lì, non sta facendo il terzino a 4, vuol dire che stanno giocando a 5, e quindi la leggo così. La leggo così, con la capacità di Vergara di mettersi dove serve. 3-5-1-1. Lucca in aria, cincischia. Vabbè, calma però, calma un attimo. Lo so che vogliamo da Lucca che subito faccio. 3-5-1-1. Perché Lang non lo posso considerare terzino a 4, quindi lo devo considerare esterno a tutta fascia, in un'idea molto offensiva dove l'esterno non è Spinazzola ma è Lang. Non sappiamo se Lang resterà, se questa idea può continuare, ma il fatto che Lang si stia mettendo a disposizione mi fa piacere. Calma. Kevin trova Giovane che prova ad andare sul fondo. Devo aggiustare come il gol di Kevin. Guagliun mi sta divertendo molto sto secondo tempo, devo dire la verità. Devo dire la verità? Mi sta piacendo. Mi sta piacendo proprio il piglio della squadra. Cross al centro, attenzione, occasione per Rachmani di testa. Parata centrale del portiere. Ora ci sinceriamo delle condizioni di un difensore a terra in ginocchio.
Rivediamo il cross di Kevin da calcio d'angolo sulla testa di Rachmani. Quando? Bene. Lucca fischiato dal pubblico, non bene. Purtroppo là è difficile da controllare. Non ci fai nulla. Non ci fai nulla proprio. Dai Lucca. Chiederete scusa a Max, io sono pronto, lo sai, Alfonso. Alfonso Caputo, che cosa sei tu? Io ho chiesto proprio, dimostrami che sei... O è il Napoli proprio che ti costringe a fare qualcosa in più, perché lo stesso Conte abbiamo visto essere incredibilmente duttile, provare tutti i moduli possibili e non era così elastico prima. O è Napoli che ti costringe a fare qualcosa in più? Perché un po' la rosa che c'hai, un po' le esigenze, un po' il fatto che lo devi avvertire, che... non mi voglio paragonare al Real Madrid, ma il Real Madrid è famoso per avere un pubblico che ti fischia anche se vinci. Ora il Napoli non è così, però è vero che allo stadio c'è più attenzione a vedere la partita e a criticare o a valutare, a giudicare invece che il tifo esasperato. Può essere che noi siamo così proprio come popolo calcistico e può essere che Napoli rappresenti tutto questo e riesca anche a dare una spinta a un allenatore che negli ultimi anni ha vissuto un po' sulle sue difensive. Attenzione, ancora un cross del Salonicco, è bravo Rafa Marin a chiudere. Noi dobbiamo anche coccolarci Rafa Marin in questo momento. Sia chiaro. No, ti dico di più. Una 124 Spider. Spider, perché se era normale non era buona. Più di accettabile. Primo tempo accettabile. Secondo tempo io mi sto proprio divertendo. Siamo belli pimpanti, vivaci e ancora una volta, attenzione, un cross facile per Milinkovic-Savic, ancora una volta dimostrazione che non è lancione di Savic per Lucca che la mette bene a terra, serve Vergara per Lang che avanza palla al piede, punta l'avversario, Lang in posizione da Spinazzola, ecco il servizio per Kvaral al centro, Lucca si gira, gol! Ora questo che fa lui dovrebbe essere anche una dedica al figlio se non sbaglio, quindi perché il ragazzo poi viene attaccato su tutti i punti di vista. Dovrebbe essere una L del nome del figlio, ma non è una polemica nei nostri confronti, ci tengo a dirlo perché fa il perno, il cross, il servizio di Vergara in scivolata è un po' arretrato. Lucca è bravo a tenere il difensore alle sue spalle, a fare da perno e poi di prima in scivolata a metterla nell'angolino. Bel gol di Lucca. Questa è la partita dove stiamo esaltando, tutto bene e possiamo anche cambiare il risultato. Serviva un po' di entusiasmo, ragazzi, a me sta venendo un po' di entusiasmo, sta venendo un po' di entusiasmo, non ci dimentichiamo dei problemi che abbiamo, ma mi sta venendo un po' di entusiasmo che secondo me è importante per cominciare bene il campionato. Non è che serve. Iscrivetevi al canale. Basta, esatto, basta perché sennò... Hai capito? Non è zittire i fischi. Ci tengo, Raffa, a questa cosa. Perché dovrebbe essere una dedica al figlio. Attenzione, c'è un macello nell'aria. Adesso fatemi concentrare perché dobbiamo analizzare bene. Dovrebbe essere una dedica al figlio questa roba qua. E non sono nei confronti dei fischi, perché sennò cominciamo proprio malissimo. Invece no, questo gol potrebbe aprire scenari di mercato e cose varie, perché ha fatto comunque un'ottima cosa anche nel mettere a terra il lancione di Milinkovic-Savic. Comunque Vergara sta come un pazzo, grande impatto di Vergara a tutto campo. Oggi tutto bene, tutti bene.
Botto dei troll non credo, perché stavano commentando nello specifico su quello che stava succedendo della partita, quindi bot non credo, troll può essere. Figuriamo. Esatto, ci ricordiamo anche questo, San Michael, non c'è problema. Come Rafa Marin 5 euro? No, vabbè, sto leggendo troppo la cosa, fatemi vedere perché mentalmente Rafa Marin un lancio su Lang, magari questa azione viene più là, però guarda come siamo più pressanti su questo fallo laterale. Calma. Inquadro ora McTominay che parla con Gonghe. Mi arrivano messaggi di lavoro, tra un po' io devo pure scappare. Ma... Signori, state lasciando i like? Dai. Rachmani ora, Anghissà, torna da Lobotka. Allora, Lobotka fa il lancio, questo è il lancio Gilmour, 67esimo e 30 secondi. 67esimo e 30 secondi, Lobo. Perché se uno poi non solo Gilmour, o Iga pure Lobotka, non è che Lobotka è un fesso che non sa lanciare un pallone. Non scherziamo. Giovane ora scambia con Di Lorenzo, si fa vedere anche Savine anticipato. Ora, quello che voglio sottolineare, a prescindere da quello che è il risultato, che come non conta quando perdiamo, non conta quando vinciamo, non ci stiamo chiudendo in difesa. Cioè, quello che mi preme dire è che il Salonicco deve prendere un po' più di iniziativa, non è che ci stiamo abbassando e li stiamo aspettando, come è successo altre volte anche nel primo tempo. Stiamo tenendo di più noi il pallone. Quando lo perdiamo vedo un pressing in avanti. Provato la scivolata ora De Bruyne, ma vedo, guarda Rafa Marino come sta alto. Adesso gli hanno chiamato fallo, non lo so, ma che ci sia fallo o no. Nel frattempo c'è un Mazzocchi completamente nudo. Capito quello che mi sta piacendo? Cioè, un atteggiamento molto più aggressivo. E se è così, questa era la più grande preoccupazione, la più grande perplessità con Allegri. Se è così, io vedo De Bruyne che attacca, vedo Vergara che va in chiusura, non vedo aspettare. No, ho capito che Salonicco, amore mio, ma l'abbiamo fatto anche con la Carrarese, con l'Osasuna, con l'Arezzo, che ci siamo chiusi in difesa. È importante che se ne parli, al di là di quello che è l'avversario, perché lo stesso Milan di Allegri l'anno scorso si chiudeva in difesa anche contro Cremonese e le squadre che ti volevano attaccare. L'avversario fino a un certo punto mi interessa, perché il tuo atteggiamento di squadra è quello. Recupero palla alto, Giovanni, Anghissà, Lobotka, Anghissà, Lobotka dietro a Rafa Marin che avanza palla al piede. Vedi come Halma. Halma. Grazie Gian Domenico, ma ti sei ricollegato con noi. E allora sai cosa fare, amico mio, eh? Condizione fisica secondo me, attenzione che tentativo velleitario del Salonicco da metà campo, ma Milinkovic-Savic era tranquillo. Noah Lang, Rafa Marin stavolta un pochino troppo fiducioso dei suoi mezzi diciamo nel giocare di prima questo pallone di ritorno, la butta direttamente in fallo laterale. E bene anche questo, perché non possiamo pensare che va tutto bene, non ci serve niente. Ragioniamo su quello che serve. Nel frattempo entra Paco
immagino al posto di Di Lorenzo vedo Baretin al posto di Amir. Esatto, esattamente. Sta Landucci, gli dà il 5 di Lorenzo. O Baredin deve trovare squadra perché non c'è spazio in lista. Attenzione, un'occasione. Bravo, no Alango, meglio terzina. È importante sta live, perché questa potrebbe essere la live in cui vediamo l'inizio dell'analisi e diventa interessante. Paco e Mazzocchi. Come chi è Paco? Paco e Mazzocchi. La scossa, se c'è stasera, l'ha data anche Amir, che è aggressivo, ha segnato quasi a dire: è vero che abbiamo defezioni di difesa, ma ci penso io. Ma i difensori non devono pensare a segnare, i difensori devono farci stare tranquilli. Poi è molto meglio, ovviamente, anche loro devono dare una mano. Però sì, noi lo sappiamo che c'è lui e non deve ribadire a noi ci penso io, anzi tu devi stare calmo e non sudare perché sei l'unico su cui facciamo effettivamente affidamento, gli altri dovranno girare intorno a Rachmani e fare del loro meglio. Comunque Rafa Marini rimane in campo, altro segnale, anche questo è interessante. Che succede? Perché sta uscendo Vergara? Mm. Non mi piace questa cosa che è uscito Vergara. Penso. Attenzione, attenzione, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, palo! Ed è gol! Lucca. Lucca 5-1. Palo di Kevin. Allora, troppe emozioni. Troppe emozioni tutte insieme. Ho paura che si sia fatto male Vergara, perché non ho capito che gesto ha fatto, ma ha giocato solo mezz'ora e ha chiesto il cambio. È arrivato il palo di De Bruyne e il gol di Lorenzo Lucca sulla respinta. Palo di De Bruyne, destro preciso, la respinta di prima. Mica poi alla fine la testa fa tantissimo. Che si fa? Che si fa? Hai capito? Giuffredese. Napoli è ancora in pressing alto, voglio questo mi piace. Cioè, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, ti potresti andare a riposare, ma evidentemente queste sono le indicazioni. Facciamoci questo tempo, questo secondo tempo a pressing alto, vediamo se ci riusciamo. E io così mi diverto e basta. Onestamente. Sarei un bugiardo a dirvi il contrario. Se mi diverto, mi diverto. Che faccio? Finta che non mi piace solo perché non mi piace l'idea di Allegri. Non è così. È chiaro che è il Salonicco che dobbiamo vedere, eccetera, eccetera. Però, calma. Indicava il piede. Dici tu, allora potrebbe essere la fascite di cui si parlava anche l'anno scorso. Una tracina, una cosa che. Ora Salonico in possesso di palla. Guarda anche chissà come aggressivo. Ma veramente. Questa è l'Anghissà in forma smagliante, a tutto campo, dominante. Ora vediamo che ovviamente
Con l'uscita di Vergara si abbassa De Bruyne a centrocampo, Garofalo va a fare il terzino sinistro a tutta fascia e Lang dovrebbe aver preso il posto. Oh no, è stato solo un momento, attenzione, vediamo perché è risalito De Bruyne. Lang è tornato sulla fascia, voglio capire dove sta Garofalo per capire anche in questo momento di emergenza come ci siamo sistemati. Garofalo sta facendo adesso il braccetto perché c'era Obaredin al posto di Rachmani. Garofalo sta facendo il braccetto lì. Ha spostato Rafa Marin a destra, quindi Rafa Marin braccetto di destra. Ora Garofalo bravo a intervenire su questo pallone, recupera Lobotka. Lobotka il lancio verso Mazzocchi che fa un attimo controllo. Ok, Mazzocchi mo segna Mazzocchi. Colpo di tacco di Mazzocchi. Kevin per Giovane. Molto alto Garofalo. Obaredin avanza palla al piede. Serve Garofalo. Ora Noah Lang. Scambia con Garofalo che si gira bene, mica male sto controllo di palla, avanza con grande personalità, poi la perde. Un po' forse esagerato, attenzione, buca Obaredin, ma è bravo Garofalo a recuperare. Garofalo è un difensore, l'abbiamo visto utilizzato tappabuchi, l'abbiamo visto terzino, l'abbiamo visto centrale, adesso sta facendo il... inciampa Kevin, sta facendo il braccetto in questo momento. E avanza ora il 7 del Salonicco, cerca di chiuderlo Garofalo ma non riesce a fermarlo. Il cross al centro, colpo di testa di Rafa Marini. Il 10 ancora il tiro al volo. Racic e niente, l'era pigliano con Milinkovic Savic perché non sia mai ci facciamo un'idea di chi è meglio. Un gol lo doveva fare. 5-2, partita immagino divertente a prescindere per tutti. Bel gol, controllo al limite dell'area e di sinistro poi. C'è chi ha segnato calcio di punizione col destra, ha tirato un sinistro incredibile a fil di palo che secondo me non l'ha visto manco partire Savic. Nel frattempo 2 Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1. Bel gol. E l'ho detto io, è inutile che mo in queste vibes che mi arrivano telepatiche tu ripeti quello che ho detto 2 minuti fa. Avanza, Anghissà, si ferma, piroetta. Un avversario poi cade, si fa male da solo. È proprio Racic, credo. Vediamo su questo colpo di testa di Rafa Marin, controllo e tiro a volo di sinistro. L'aveva battezzata fuori secondo me Savic che indica ai compagni, ma non è colpa di nessuno. Alle volte esistono anche i bei gol, dove non è colpa tua. E tant'è. Si rialza Racic, no, vedi Racic rotto, no, si è rialzato. Forse avrà avuto giusto una storta, avrà messo male il piede. Pallone riconsegliato ad Anghissà che riparte da Obaredin. Allarga per Garofalo in posizione molto larga ora il braccetto. Obaredin per Anghissà alza la testa, cerca ancora Lang sull'esterno sinistro, il controllo e il palla all'Akvar di esterno di Lang verso Garofalo che si butta molto dentro. Attenzione Lobotka, controlla il pallone, Anghissà, velo per De Bruyne. Giovane ha cercato l'imbucata per Lucca. Proprio belle giocate sto vedendo. Calma, devo fare lo stesso video
che ho fatto per Napoli-Arezzo. Quanto abbiamo perso? 1-2 o 1-3? Non mi ricordo. Attenzione Lang, il cross col sinistro. 1-3 abbiamo perso con l'Arezzo. Sì, mi ricordo perché era uguale come differenza reti con quella di Conte 0-2. Devo fare lo stesso identico video. Calma. Doveva esserci calma con Napoli-Arezzo 1-3 e ci deve essere calma con Napoli-Salonicco 5-2. Ci deve essere la stessa calma. Però fa più piacere. Un attimino più piacere, un attimuccio. E se Lucca fa la tripletta non vale più 35, vale 45 e il Napoli deve anche tirare sul prezzo perché arriverà all'Arsenal. Calma, anche lì calma purtroppo. Iscrivetevi al canale. Ti sei alzato in piedi un pochino? Perché qua Langa ha fatto il passaggio di esterno, non era rasoterra, però era filo erba. Ma più che altro il braccetto che si butta dentro, ma chi è? L'Inter. È l'Inter. Cioè, è il 3-5-2 dell'Inter. Perché non è 3-4-2-1 Gasperini, è il 3-5-2 dell'Inter. Inter. Solo che Lang non è di... Vabbè, basta. Siamo ad agosto. Una calma più piacevole. Non credo che Olivera sia improponibile per la Serie A, limitato tecnicamente e non dotato fisicamente. È un commento un po' harsh, un po' tosto, un po' duro. Non mi piace. Nel senso, ti invito a recuperare il video, quello là senza titolo e senza copertina, che ho fatto 2 giorni fa, dove parlavo di Olivera che non vorrei vedere adattato in una difesa a 4 e non mi convince tantissimo nemmeno da esterno a tutto campo, perché si va alle volte, ma l'abbiamo visto andare di più da braccetto che non da terzino che spinge. Non ha una grandissima tecnica individuale, non è che punta all'uomo e ti supera, il cross non è uno dei più... Attenzione Milinkovic Savic! Perché questi brividi evitabili? Insomma, braccetto sì, centrale a 4 no, terzino a 4 sì, va bene, però si ferma e non accompagna tanto l'azione. Esterno a 5 c'è di meglio. Questo è quanto. Improponibile per la Serie A, mi sembra un po' esagerato, ma questo è il mio spassionato giudizio su il Ciuccio. L'ho chiamato il Ciuccio nel senso che è un faticatore della nostra squadra, ma è il Ciuccio Olivera, va benissimo. Allora, adesso il Salonicco prova con un po' di orgoglio a riversarsi in avanti. Io spero solo che non ci illudiamo e poi dobbiamo fare le capriole e cambiare idee ogni volta. Però noi dobbiamo semplicemente guardare quello che ci fa vedere. Se ci fa vedere delle cose interessanti e la prossima partita invece non ce le fa vedere, e diremo che non ce le ha fatte vedere, diremo addirittura però ce le avevi le possibilità di vedere, anche perché questa cosa è successa anche col Milan, perché ci sono stati dei momenti in cui il Milan, se passa magari in svantaggio, se resta sul pareggio e poi deve affondare di più, l'abbiamo visto mettere più attaccanti, a essere più propositivo anche col pallone, e l'abbiamo visto fatto con me, però non con continuità. E poi sono venuti meno nel finale, tutto il girone è stato molto molto deludente. Anche perché questo va detto, non è solamente l'ultima partita, è tutto il girone che ha delapidato un grande vantaggio, dove a un certo punto erano loro l'anti-Inter. Attenzione, ancora il tentativo di Lang. Anghissà recupera palla, Anghissà sta recuperando certi palloni incredibili. Non mi illudete, vi prego, non mi illudete. Se sta squadra gioca così io godo.
Lucca prova a girarla, non riesce a impattare il pallone. Attenzione, Kevin la mette a terra con grande classe. Con grande... Ora Mazzocchi verso Lobotka, scambio con De Bruyne. Si torna da Rafa Marin. Braccetto di destra. Giovane allarga ora su Garofalo. Tanta intraprendenza da parte di Garofalo. È capace che ce lo teniamo in squadra il giovane, anche perché non ti occupa posti. Anghissati prima verso Obaretin, che con grande calma sta riuscendo tutto, proprio tecnicamente sta riuscendo tutto. Il cross di Mazzocchi no, deviato, però Lucca capocannoniere del precampionato. Beh, è vera sta cosa? Sì, ha fatto più gol di tutti. Oh, tiro al volo di De Bruyne. Pallone a mezza altezza, difficilissimo mantenerla bassa. Questa qua doveva finire proprio sulle arrivisondoli e invece finisce di poco alta. Io Kevin lo aspetto, se ha voglia. Lo aspetto proprio. Ma proprio. Ah. Com'era quell'altro video? Il titolo era proprio calmo oppure era nel... che devo capire bene. Perché adesso che finisco la live, se qualcuno si è perso le emozioni iniziali, facciamo un recap veloce in un video che è necessario per me, così, perché tutta la live è difficile vedersela, chi se l'ha vissuta dal vivo va benissimo, però devo riassumere per fare un sunto di quello che è stato tutto il precampionato. Allora, Kazim, abbiamo Olivera, Halma. Come l'anno scorso. È una foto gigante di Allegri con la scritta Halma dietro. Devo fare la stessa cosa. Foto gigante di Allegri, scritta Halma come l'anno scorso. Va bene, 7000 visite su quel video. Calma. Allora, 88esimo e 25 secondi. Adesso stiamo un pochino più in difesa. Stiamo un pochino più chiusi. Recuperiamo con Rafa Marin. Lucca gira di prima verso Giovane. Vediamo se si sviluppa questo contropiede, perché questa volta è proprio contropiede. Palla di Giovane per De Bruyne. De Bruyne trova Lang. Si distende il Napoli. Lang mette il pallone in avanti col sinistro. Alza il pallone. Secondo palo. Giovane riesce a mantenere il pallone. Attenzione, sembrava fallo. Ancora Giovane. Kevin. Io Kevin lo aspetto. Giovane anche. Allora sì, devo dire la verità. È un... la verità, Dario? Io ero più convinto dell'acquisto di Giovane che non di quello di Alison Santos. Partiamo da questo presupposto. Quello che Giovane ci aveva fatto vedere col Verona era interessante, veniva già dal campionato italiano. Finischia l'arbitro, la partita finischia. C'è Allegri che saluta il... Ma non lo so se hanno presentato la squadra prima o dopo, ma non importa, facciamo il video. Allora, su Giovane, vi dicevo, ero più convinto del suo acquisto rispetto a quello di Alisson, perché quello di Alisson avevamo visto pochissime occasioni avute con lo Sporting, e quelle là fatte in Brasile, insomma, valevano quello che valevano, mentre Giovane aveva già avuto l'impatto col campionato italiano.
Dopodiché Giovane ha avuto meno anche occasioni di farci vedere perché non c'era proprio il modo di utilizzarlo. Ricordiamo tutte le attenuanti, tutti gli infortuni e tutto. Alisson ha avuto l'impatto con il Napoli, quindi il focus dell'entusiasmo si sposta su Alisson Santos perché ha una giocata nello strappo nel breve che è straordinaria. Giovane però questo precampionato sta dimostrando di meritarsela quella maglia da jolly, cioè capite quando faccio questo paragone paragonandolo a Elmas, non per duttilità, perché Giovane non dovrebbe giocare a centrocampo, però il jolly che puoi utilizzare come dodicesimo offensivo, secondo me se la può giocare tutta perché lo ha dimostrato in tutto il precampionato, con grande piglio, con grande disponibilità a mettersi dovunque gli è stato richiesto e onestamente è stato anche pagato quei 20 milioni di cui sappiamo e quindi ecco mi rivolgerei ad altri. Ora Lang sta facendo la stessa cosa e più Neres che non abbiamo visto, se adesso devi farne uscire uno capite che diventa complicata, però riorganizziamo le idee e ringraziamo per una bella partita, che abbiamo visto una bella partita, una bella amichevole che ci riconcilia anche con un gioco offensivo e soprattutto con un atteggiamento non passivo dopo il vantaggio. Questa è la cosa più bella che mi prendo da questo secondo tempo. Il nuovo modulo dovrebbe essere più difensivo, ma abbiamo visto il contrario. E questo è un bellissimo segnale per chi ama l'analisi del calcio e non resta legato ai numeretti. 3-5-1-1 con Vergara che può andare da tutte le parti. Peccato per Vergara, capiremo che tipo di infortunio ha avuto, ma vi chiedo il like finale e se volete poi vedere un riassunto di questa partita faccio un video veloce col cellulare adesso perché poi devo andare anche a lavorare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, bella gara, però calma, la stessa calma che chiedevo con l'Arezzo la chiedo per il Napoli perché poi no, non è questa, no, nemmeno perché mi faccio piccolo e aspetto così Amici belli nella ribalta, poi è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora, ma onestamente no, ha vinto un altro trofeo e dategli il pallone d'oro e buonanotte, datemi. Non lo so, lo vorrei mantenere, ci penso un attimo.